Oggi ad Agrigento congresso regionale di pediatria e neonatologia, ecco un momento importante di confronto, di riflessione ma anche di organizzazione futura dopo il Covid. Ecco, come si affronta questo nuovo periodo, professore? Sì, il periodo del Covid è stato un periodo difficile per i bambini, ancor più forse per gli adulti. È stato un periodo di confinamento, un periodo in cui le relazioni sociali e umane sono state contingentate e per i bambini la relazione non è un fatto opzionale, è fondamentale per i loro bisogni, le loro esigenze di crescita e di sviluppo. E quindi abbiamo avuto bambini con maggiore difficoltà, con problemi anche psicologici, quindi dobbiamo recuperare i bambini a un'atmosfera, una qualità della vita più serena e questo è il momento in cui noi dobbiamo anche riorganizzarci come pediatri, sia nel territorio che in ospedale, per far fronte all'emergenza urgenza ma anche per far fronte ai bisogni di prevenzione, che sono decisivi, perché fare prevenzione delle malattie in un bambino significa garantire la salute anche nell'adulto. Pensiamo agli stili di vita, alla lotta contro l'obesità, ma anche contro le carenze nutrizionali. Pensiamo ai bambini più fragili, con malattie croniche, complesse e rare, che devono essere assistiti garantendo il meglio delle possibili opzioni diagnostiche e terapeutiche, in tutti i contesti, quindi non solo nelle regioni del nord, ma anche nelle regioni del sud. Quindi una riorganizzazione necessaria della pediatria e della neonatologia che ha bisogno dell'apporto e dell'intervento dei pediatri. Quindi in tutte le regioni la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Neonatologia promuove incontri che hanno non solo il compito di favorire l'aggiornamento professionale e di comunicare gli avanzamenti in termini di ricerca e anche tecnologici, ma anche discutere su come garantire al meglio il diritto dei bambini a essere curato, a promuovere la sua salute. Ecco, avete scelto Agrigento con un programma ricco e intenso, oggi qui all'Hotel della Valle con addirittura 2 sessioni, poi si continuerà nel pomeriggio presso il Museo di Agrigento. Sì. E anche domani dove ci sarà una tavola rotonda conclusiva su temi centrali come la denatalità, le disuguaglianze, il rapporto tra la salute del bambino e la qualità dell'ambiente, perché la pediatria è una disciplina medica ma è anche una disciplina sociale in cui i contenuti della prevenzione devono fondersi, devono saldarsi con i contenuti della tutela dei diritti dei bambini più deboli e più fragili, compresi quelli dei bambini migranti, che sono spesso una realtà emarginata e che invece vanno tutelati come i bambini residenti con gli stessi diritti. Un convegno dedicato a un collega, professor Giovanni Paino? Sì, è un convegno che è dedicato alla memoria del professore Giovanni Paino, che è scomparso alcuni mesi fa ed era il presidente della sezione regionale della Società Italiana di Pediatria, e quindi è un modo anche per ricordare la sua esperienza di uomo, di medico, di pediatra, di ricercatore, di professionista, perché anche ricordare le persone che hanno impiegato, offerto la loro vita e il loro lavoro per migliorare la salute dei bambini, anche questo esempio è un esempio da ricordare, da mostrare soprattutto ai più giovani, perché diventa un modello di esperienza. Professore Gramaglia, oggi un interessante convegno qui di neonatologia e pediatria, una 2 giorni intensa, un momento di confronto ma anche di progettualità futura, considerando anche il post-Covid. Ecco, lei gestisce il reparto pediatria ad Agrigento e con una panoramica sulla problematica. Ma diciamo che è un onore per me di Agrigento organizzare questo convegno della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di Neonatologia regionale, entrambe presiedute dal professore Falsaperla e dal dottore Mimmo Cipolla. Un incarico che mi è stato dato un anno or sono a Taormina e che devo dire ho portato a termine e spero che avere un grande successo, sia come crescita culturale da un punto di vista pediatrico, ma
anche come organizzazione per quanto riguarda gli ospiti. Prevedo più di 100 persone che tra specializzanti, tra relatori, moderatori, tutti che sono venuti ad Agrigento con entusiasmo e che porteranno avanti dei messaggi che poi di crescita anche pediatrica all'esterno. Per quanto concerne le tematiche, ci sono delle tematiche che vanno dall'emergenza pediatrica all'emergenza neonatologica, per esempio per quanto riguarda il post-Covid avremo dei relatori di malattie infettive, e per quanto riguarda invece il problema più esaustivo e che sarà affrontato nel pomeriggio di oggi anche al Museo di Griffo, ci sarà la tematica che metterà a confronto la salute dei bambini e l'ambiente, quindi molta carne a fuoco. Speriamo di avere un grande successo, soprattutto testimoniato dal relatore di grossa fama regionale ma anche nazionale. Ecco, una situazione, un po' un focus sulla situazione pediatrica ad Agrigento, considerando che lei è il primario della unità operativa di pediatria. Diciamo che in questo momento ci confrontiamo con le risorse umane e tecnologiche, siamo abbastanza soddisfatti ma vogliamo una crescita ancora maggiore, anche perché ci sono delle tematiche che dobbiamo affrontare soprattutto nel campo diabetologico ma anche nel campo gastroenterologico, che sono degli obiettivi per evitare di portare la gente a viaggiare ancora in altri centri siciliani, per quanto riguarda per esempio il problema gastroenterologico, per quanto riguarda l'impianto dei microinfusori. Speriamo che con l'anno nuovo, anche perché l'azienda sollecita questa problematica per quanto concerne l'impianto dei microinfusori nei bambini diabetici, possa realizzarsi nel più breve tempo possibile. Parliamo di questa iniziativa che vede a confronto tantissimi esperti, professori, docenti del mondo della neonatologia e pediatria qui ad Agrigento, 1 o 2 giorni intensa dove si discute anche del passato ma anche una prospettiva futura, considerando l'epidemia che c'è stata e che ha interessato un po' tutti, in particolare anche i bambini. Sì, oggi il mondo della pediatria e della neonatologia siciliana è qui riunita, tutti i professionisti di eccellenza in Sicilia sono qui, sono relatori di tante relazioni importanti dell'area dell'emergenza, dell'area delle specialistiche pediatriche e neonatologiche, ed è un momento di incontro importante per un confronto, per una ripartenza dopo la pandemia Covid con le patologie che sono quelle più comuni e che bisogna assolutamente sempre attenzionare. Ecco, qual è la particolare emergenza oggi che riguarda i bambini? Dopo il Covid abbiamo avuto in questi 2 anni si erano sopite alcune patologie infettive come l'influenza, come il virus respiratorio sinciziale che provoca le bronchioliti, quindi ci aspettiamo una ripresa di queste patologie e c'è stato anche un aumento degli aspetti neurologici e psichiatrici che sono dovuti probabilmente a questo isolamento di questi anni, e nei bambini vediamo spesso sia situazioni psichiatriche in età adolescenziale che aumento delle convulsioni febbrili o convulsioni in generale, quindi c'è tutta un'attenzione particolare su questi temi soprattutto.